Il circuito triveneto della BMX ha fatto tappa sulla pista di Creazzo per una giornata di gare che ha visto al via oltre 350 atleti. Nelle nostre immagini siamo con gli apripista che hanno aperto proprio la manifestazione vicentina curata dal team BMX Creazzo con il patrocinio del comune di Creazzo. Una prova, quella vicentina, che è andata in scena nel tardo pomeriggio di sabato 10 giugno per poi concludersi in notturna. Una formula decisamente azzeccata, questa voluta fortemente dal direttivo del team BMX Creazzo capitanato da Gerolamo Pellizzari, che ha regalato ancora più spettacolo in una disciplina che lo è già per natura. A rendere le cose ancora più spettacolari poi ci ha pensato il meteo, che dopo un caldo pomeriggio estivo ha riservato qualche goccia di pioggia al tramonto per poi liberare il cielo e dare vita a una nottata di stelle per accompagnare le finali più importanti di giornata. Ma noi, prima di addentrarci nella cronaca di gara, andiamo ad ascoltare il saluto delle istituzioni presenti a Creazzo, partendo dal primo cittadino di Creazzo, Carmela Maresca, e dall'assessore allo sport Cinzia Maraschin. Sindaco, oggi Creazzo ha vissuto un altro grande evento grazie al lavoro del team BMX Creazzo. Oltre 350 atleti presenti da tutto il Triveneto, una bellissima vetrina. Veramente bella, perché nonostante un po' di pioggia, ma si respira un'aria di gioia, di allegria. Ritrovarsi qui alla BMX sempre tutti insieme, bravi gli organizzatori, bravi ragazzi che dedicano tanto all'impegno allo sport, ci fa sentire veramente bene. Un impianto questo che è una ricchezza per tutto il territorio. Sì, certamente, noi ci teniamo molto allo sport, proprio come amministrazione ho sempre creduto fermamente che lo sport fa bene ai giovani, quindi dobbiamo investire sempre di più proprio per permettere ai nostri ragazzi una crescita sana. Siamo con l'assessore allo sport di Creazzo, oggi tanti giovani in pista qui con la BMX, davvero una gioia vederli all'opera. È sempre una festa qua, BMX Creazzo ci ha abituato sempre a grandi vittorie, sia che corrono qui nello stadio di casa, sia che siano all'estero. E noi siamo convinti che comunque tutto questo sia frutto non solo di disciplina, di allenamento, ma che tutto questo venga da un forte clima di squadra che allenatori, direttivo, famiglia hanno saputo costruire. Qua è sempre una festa, come vede, ed è frutto proprio del bellissimo clima e l'aggregazione che loro hanno saputo creare. E questo è lo scopo dello sport principalmente. Luigi Comacchio, presidente del comitato provinciale della FC di Vicenza. La BMX Creazzo è sempre in prima linea quando c'è da organizzare eventi come quelli di quest'oggi. Diciamo che i ragazzi qua di Creazzo si danno da fare nel mondo della BMX. Stanno organizzando oggi una manifestazione importante, bella, organizzata molto bene. Purtroppo il tempo ci sta un attimo tradendo, però vedo che non hanno preso paura e stanno approntando la seconda sezione di gare. Sono sicuro che andrà tutto a buon fine. Non sono molte le province che possono vantare non solo l'attività su strada, non solo l'attività fuori strada, ma anche un polo di BMX così importante. Di questo Vicenza ne può essere orgogliosa. Bene, siamo orgogliosi, però bisogna dire una cosa importante. I ragazzi del Creazzo stanno facendo un lavoro eccezionale. Devo ringraziarli sentitamente per il lavoro che fanno per il mondo del BMX. Per quanto riguarda strada e pista siamo abbastanza tranquilli, visto che proprio stamattina abbiamo anche inaugurato a Bassano il nuovo velodromo mercante restaurato in maniera splendida. E mentre a bordo pista si chiudono gli ombrelli e lo staff organizzatore va a ripulire le curve per garantire maggior sicurezza agli atleti proprio nelle fasi decisive delle qualificazioni, noi andiamo ad ascoltare anche le parole di una gloria del ciclismo triveneto come Angelo Furlan, lui che è partito dalla BMX e oggi è uno degli ex professionisti e dei tecnici più apprezzati in campo nazionale ed internazionale. Angelo Furlan, il primo amore non si scorda mai, anche tu a bordo pista qui a Creazzo per questa serata davvero speciale.
Sì, appena posso vengo sempre a Creazzo perché questa qui sarà sempre la mia casa, da cui sono nati proprio i sogni, le scintille da bambino, per cui ho mosso i primi passi, se così si può dire, proprio qua, su questa casetta, questa pista, insomma, per cui da qua poi ho avuto la fortuna di fare il ciclista professionista e ogni qualvolta c'è l'occasione torno sempre perché mi sento a casa. Con il tuo occhio da tecnico hai già sicuramente intravisto qualche talento da tenere sotto i riflettori. Sì, ma ci sono degli atleti interessanti, c'è Albert Groppo, comunque anche c'è Filippo Fabris, ci sono un sacco, ma tutti i ragazzi del BMX Creazzo stanno facendo un ottimo lavoro, soprattutto perché c'è struttura e soprattutto perché tutti i tecnici sono formati seguendo le linee guida, ma c'è una passione incredibile e la società proprio va a prendere tutte quelle che sono i crismi fondamentali, perché sì, c'è tanto agonismo, c'è tanto divertimento, ma c'è anche tanto terzo tempo. Se noi andiamo a guardare qui, la maggior parte dei genitori sono tutti impegnati a fare attività sociale per la società, per cui più ciclismo così, più sport di così non si può. Com'è cambiata negli anni la BMX? Da quando hai iniziato tu ad adesso, come si è trasformata? È diventata molto più tecnica, molto più estrema. Una volta, sai, si prendeva, c'erano i copertoni, c'erano 2 o 3 salti, era molto più pedalata, era un po' improvvisata. Io mi ricordo che qui non c'erano neanche le recinzioni, entravano con le moto e distruggevano la pista, mentre adesso è una disciplina olimpica, per cui sono atleti con la A maiuscola, molto preparati, un incrocio tra Hulk e Spider-Man, quindi provate a pensare quante caratteristiche devono avere. Per i ragazzini è un gioco, per quelli un po' più grandi diventa una disciplina a tutti gli effetti molto molto particolare. Difatti anche il team performance in federazione sta studiando tutte le caratteristiche e in itinere si sono accorti che veramente è un campo di studio molto ma molto interessante. Con questa splendida ripresa aerea dell'impianto di BMX di Creazzo entriamo nella fase delle finali. Delle batterie davvero molto combattute, quelle che hanno deliziato il folto pubblico presente e che hanno premiato i rider più bravi, veloci e sicuramente brillanti della serata. A fare la parte del leone sono stati sicuramente i ragazzi del team BMX Creazzo, che hanno sfruttato al meglio il fattore campo, partendo sin dai G1, dove ad aggiudicarsi il successo è stato Julian Jekkele davanti ai compagni di squadra Giuseppe Belluzzo e Manuel Alessi. Per quanto riguarda i G2, altro successo del team di casa con Nicolas Ongaro, che ha preceduto Nicola Brusca e Filippo Troncon. Tra i G3 successo dello sloveno Alexander Gajic, che ha preceduto Simone Rasia e Tommaso Carraro, entrambi del team BMX Creazzo. Tra i G4 successo di Pietro Crosara per Pescantina, che ha preceduto Tommaso Negro di Creazzo e Liam Fusari di Verona. Passando ai G5 successo di Mai Nanut, anche lui atleta proveniente dalla Slovenia, seconda piazza per Lorenzo Francesco Prezio del Creazzo e Giorgio Boschini dei Panther Boys Padova. Tra i G6 vittoria di Enea Broggio, che ha preceduto Pietro Menegoli e Liam Tomizioli. Passando poi ai cruiser under 40, vittoria per il portacolori del team BMX Creazzo Manuel Schiavo, che ha preceduto Jacopo Turato dei Panther Boys Padova e Martina Boccardi del team Creazzo. Invece tra i cruiser 40 e over successo di Marco Gaule della Pescantina, che ha preceduto Vittorio Sartori e Matteo Cappellaro. Passando poi alle categorie superiori, da segnalare il successo di William Gaule della team Pescantina tra gli esordienti del primo anno, che ha preceduto il compagno di colori Cristian Bruno, e Giosuè Fontana invece del team BMX Creazzo. Successo del Carisma Team con Matteo Mariani tra gli esordienti del secondo anno, che ha preceduto Nicolò Puggia dei BMX Verona, quindi terza piazza per Andrea Schiesaro del team BMX Creazzo. Tra gli allievi vittoria della società di casa con Marco Canova davanti a Leonardo Fiorini di Pescantina ed Elia Pelizza, anche lui del team BMX Creazzo. Tra gli juniores addirittura cinquina del team di casa con Lorenzo Del Papa, che ha preceduto i compagni di squadra Giulio Marchetto, Edoardo Frizzo, Stefano Sinico e Axel Martinello.
Nella prova degli Elite, invece, a cui si riferiscono queste immagini, una finale molto combattuta, quella che ha premiato Mattia Benedetti, anche lui di Creazzo, davanti a Nicolò Bonini del team Pescantina e Julian Stinfel del Sud Tirol. Spettacolare, ma fortunatamente senza gravi conseguenze, la caduta di Tommaso Giustacchini del team Pescantina, che ha così fatto calare il sipario su una giornata di gare piacevole che ha riservato grandi emozioni al pubblico e agli appassionati presenti a bordo pista. Ad assistere alle gare e presente in fase di premiazioni anche il presidente regionale del Comitato Veneto, Sandro Checchin, accompagnato ovviamente da Gerolamo Jimmy Pellizzari per andare a consegnare i riconoscimenti ai migliori atleti di giornata. A vestire le maglie di leader del Trofeo Triveneto dopo la prova di Creazzo sono Nicolò Bonini tra gli Elite, quindi Leonardo Del Papa tra gli Juniores, Alice Bracchi tra le donne, Leonardo Fiorini tra gli allievi, Nicolò Puggia tra gli esordienti secondo anno, mentre tra gli esordienti del primo anno con la maglia di leader troviamo William Gaule e in campo femminile Sofia Brusca. Leonardo Bona, Simone Rasia, Pietro Crosara, Lorenzo Francesco Prezio ed Enea Broggio vestono le insegne del primato provvisorio del Trofeo Triveneto tra i giovanissimi, mentre in testa alle classifiche per quanto riguarda i cruiser troviamo Jacopo Turato, Marco Gaule e Cecilia Elardini. Jimmy Pellizzari, davvero una serata stupenda questa che ha aperto il mese di giugno qui sulla pista di Creazzo. Sì, guarda, sono soddisfattissimo, anche se abbiamo avuto qualche goccia d'acqua, ma non ha fermato assolutamente la bellezza di questa serata che sta andando veramente in maniera meravigliosa. Tante le gare, tante i concorrenti al via e soprattutto i ragazzi di casa che hanno regalato spettacolo. Ah sì, oggi correndo in casa si sono vitalizzati ancora di più, ma loro sono forti sempre. Non mi fanno mai mancare la gioia delle loro prestazioni. Senti, come sta andando a proposito questo 2023 e quali saranno i prossimi banchi di prova per il vostro team? Sì, il 2023 sta andando molto bene, siamo praticamente in testa a tutte le classifiche. Il nostro obiettivo è a Verona conquistare per la terza volta il campionato italiano a squadre. Siamo soddisfatti perché il nostro portacolori che corre con la nazionale, Albert Groppo, è arrivato secondo a una prova di Coppa del Mondo in Turchia, per cui il Creazzo è ovunque e vince ovunque. Sandro Checchin, quando si parla di BMX, Creazzo è una grande sicurezza. Anche questa sera tanto spettacolo e soprattutto questa formula in notturna che ha fatto davvero brillare gli occhi degli appassionati. Sì, davvero una bella serata perché non ero abituato a vedere il BMX di sera e come spesso accade nel ciclismo anche loro si confermano, la sera assume tutta un'altra visibilità ed è davvero emozionante. I ragazzi si stanno dando battaglia fino all'ultimo respiro, è la prova del Triveneto e quindi c'è anche una qualità presente e quindi grazie a Creazzo che si dimostra insieme ad altre squadre del Veneto davvero ai livelli che noi ci attendiamo alti e di professionalità. Qui c'è un sacco di gente, c'è grande spettacolo, grazie al loro impegno questo è davvero confortante per il nostro futuro.